Ciao a tutti, sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno e oggi ho una buona notizia, non la do io su tutti i giornali, però è una buona notizia. E la buona notizia è che Boualem Sansal, scrittore algerino di grande talento e anche ormai insomma, di grande successo in tutto il mondo, dopo un anno di carcere nella sua nazione è stato graziato dal presidente algerino, andrà in Germania o potrà vivere liberamente, anche perché è anziano, è malato e ha sopportato una umiliazione che non si meritava. È stato incarcerato per quello che ha detto, pensate, in un'intervista a proposito del modo in cui viene gestito il governo algerino, a proposito del modo in cui l'estremismo islamico ha preso il potere in quella nazione. Samsal lo ha denunciato in vari romanzi, soprattutto in uno chiamato 2084, in cui immagina un mondo dominato dall'estremismo islamico, un mondo ben diverso da quello raccontato da Michel Houellebecq in Sottomissione, un mondo molto più cupo e molto più violento. E per una questione di libertà di parola negata a Sansal si è fatto un anno di carcere e noi guardiamo queste nazioni, noi qui da Occidente, con una certa superiorità, pensando di essere la terra delle libertà, ed è vero, qui le persone non vengono messe in carcere per un anno in terribili condizioni per una frase che hanno detto, un'intervista che hanno rilasciato, ma a ben vedere la libertà di parola non gode di ottima salute nemmeno qua, in Occidente, in Italia come all'estero. Abbiamo raccontato il caso francese di Jean Gannat, che è stato tenuto 2 giorni in carcere per un video su TikTok. Raccontiamo quasi ogni giorno che cosa succede in Inghilterra, dove anche lì le persone vengono arrestate per un post su X o in altri social. E più in generale abbiamo visto che cosa succede nei nostri media, ad esempio alla BBC, dove ci sono delle polemiche enormi, uno scontro col presidente Donald Trump, per che cosa? Non certo per difendere l'indipendenza della televisione pubblica britannica, ma per difendere il modo in cui la televisione pubblica britannica ha censurato e manipolato le notizie in questi anni. Il vertice della BBC, che ha contato 2 dimissioni, però adesso tiene duro, ergendosi a baluardo della democrazia. In realtà Donald Trump ha assolutamente ragione, la BBC ha fornito un pessimo servizio, è venuto a meno alla sua missione ed è difficile dire noi, anche se non si va in carcere, anche se, diciamo così, il regime mediatico è molto dolce, non ti bastona, non ti manganella, però è molto difficile uscire dal seminato, uscire dal recinto delle opinioni considerate presentabili. Se dici qualcosa di un po' diverso ti guardano male, ti mettono all'angolo, ti emarginano, oppure semplicemente ti silenziano. Certe idee non possono e non devono, si dice, circolare. Quante volte abbiamo sentito dire togliete spazio ai putiniani, togliete spazio agli antiscientifici Novax. Ecco, questo è un vulnus molto grande per la democrazia occidentale che si manifesta a ripetizione, si manifesta su tanti temi, su tutto ciò che tocca l'immigrazione, su tutto ciò che tocca la scienza, vera scienza o presunta scienza che sia. Si manifesta in tutti i dibattiti sulle questioni arcobaleno oppure su quelli riguardanti la differenza di genere. Credo che sia emblematico quello che sta succedendo con il ministro Valditara, il quale ha proposto un DDL sulla educazione sessuo-affettiva che per alcuni è persino troppo aperturista, tant'è che concede, permette di fare corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, anche alle scuole medie. In realtà sono previsti anche altro tipo di interventi, persino nei gradi inferiori, e però viene lo stesso accusato di essere una sorta di censore bigotto, di essere uno che impedisce di fare la lotta ai femminicidi. Il ministro Valditara è sbottato in Parlamento di fronte alle accuse delle opposizioni e forse non doveva farlo, forse doveva tenere dei toni più bassi, può anche darsi, ma la verità è che appena esci dai binari del consentito, appena provi a esporre idee differenti da quelle
del mainstream progressista, allora diventi immediatamente non un avversario politico, ma qualcuno che sta facendo qualcosa di gravissimo, qualcuno che causa dei morti, perché indirettamente se si dice a un ministro che sta impedendo la lotta ai femminicidi, significa che sta di fatto incentivando i femminicidi. E questo è il livello della nostra libertà di stampa, sicuramente più dolce di quella che c'è nelle nazioni in cui si mandano in galera gli scrittori, ma non è in grandissima salute. Abbiamo molti problemi con la libertà anche qui in Occidente.